Allora, mentre gli altri continuano a mangiare, noi ci siamo appartati perché chi come me ama l'arte in tutte le sue forme ha bisogno intanto di nutrire le emozioni. E allora preferisco più una bella chiacchierata in intimità in un angolo di questo bellissimo ristorante che si trova ad Asolo. Pane Vino e San Daniele. e già questa la dice lunga su che cosa si può trovare qui. E sono a fianco di Isabel. Sarebbe scontato dire la tua posizione all'interno di questo ristorante perché è come sponsorizzarti, no? Invece voglio parlare della Isabel artista e della Isabel che è tornata artista dopo una lunga pausa di riflessione e di critica verso se stessa. Giusto. Allora, raccontami quando ti è riscattata la molla del dipingere. Allora, mi è riscattata da poco, io ho iniziato a dipingere a 16 anni e da poco ho ricominciato dopo una lunga pausa, come dicevi tu. Ho passato un periodo un po' così di stallo dove non sapevo poi da che parte andare e ho ricominciato a dipingere. All'inizio sull'astratto, adesso mi sto spostando un po' anche sul realistico. Qualcuno dice che il mio stile è un po' naif, qualcuno Che ben venga Naif, soprattutto se poi il Naif si chiama Ligabue, per dirne una. certo. Ma non Ligabue il cantautore, Ho uno stile un po' particolare e insomma, niente, è stato un periodo, ho ricominciato, sono contenta perché comunque è una valvola di sfogo, mi aiuta a sfogare tutte le mie emozioni, alle volte nel bene e nel male, però sono felice insomma. Adesso voi l'avete qui con questi occhiali molto marcati che delineano poi quello che è i lineamenti del viso, è vestita di nero, però se voi entrando in questo ristorante guardate i quadri, se avete un minimo di esperienza affettiva, sicuramente vedrete i colori che sono i colori dell'anima di Isabel. Un po' come la mia collana di oggi, insomma. Esatto, esatto. Che però non è a forma di farfalla. No, perché però la farfalla ce l'ho, tatuata, Tatuata, ce non l'ho avevo dubbi che... ovunque, però ce l'ho insomma, perché comunque la farfalla rispecchia un po' me, un po' la farfalla è simbolo di trasformazione ed è quello che è successo un po' a me, insomma, mi sono trasformata soprattutto con la pittura, quindi tendo a metterla insomma come soggetto in un po' tutti i quadri, insomma. Fin dove ti spinge la tua istintività di artista? Mi spingo oltre, anzi dicono che sono anche troppo istintiva alle volte, butto nel colore tutte le mie emozioni e quindi se la mia giornata è triste potrei anche fare un quadro tutto nero con magari uno spiraglio bianco, come la stessa cosa se in quel giorno magari sono felice. Mi spingo veramente oltre. C'è una frase bellissima che spesso viene portata nei libri di testo, quando si parla del fatto che si invecchia quando la fantasia lascia spazio ai ricordi, e solitamente si dice che le persone che non hanno anima calpestano i sogni degli altri. Io credo che forse la tua farfalla ti può aiutare perché la farfalla i tuoi sogni te li porta in alto e li può calpestare solo chi ha la capacità di volare come te, o no? È vero, sì, anche perché io spero insomma di continuare a sognare per sempre, perché comunque i sogni aiutano la mia arte, perché la maggior parte dei miei quadri insomma sono sogni e perché secondo me bisogna comunque rimanere sempre bambini e continuare a sognare e soprattutto far volare la fantasia. Ecco, quando tu ti trovi a interagire, a interloquire con altre persone nella vita di Sì, tutti i giorni, ti sarà capitato che ci sono persone, perché succede a me, penso succede anche a te, a molti altri, chi ci ascolta e chi ci vede, di incrociare nella tua vita delle persone che di colpo, boom, a pelle ti vanno e altre sì. persone che invece a pelle, Io sono così proprio su tutto. e quindi segui l'istinto anche in questo Sono caso. troppo istintiva, io a pelle subito capisco se una persona può andare, no, la stessa cosa con i colori, la stessa cosa con i quadri, tutto ciò che vivo io è distinto, la mia arte è così, è istintiva. Qual è la regola migliore che tu daresti a una persona che deve condividere con te un cammino? Di non pensare assolutamente a quello che ci sarà dopo né domani, ma di vivere ogni giorno così, come se fosse l'ultimo, istinto. Allora, non carpe diem, non last minute, ma per una persona come lei, così veloce nella mente e nell'anima, fast second. Certo. Alla prossima, grazie. Sono qui con Carlo Alberto, Gian e Alessandro della società Yes Solution di Este, che fanno un'attività molto particolare, molto creativa e molto interessante. Chiedo a Carlo Alberto come avete cominciato, di raccontarmi un po' che attività fate.
Certo, beh, innanzitutto proveniamo tutti e tre da ambienti diversi. Io provengo dal mondo comunque della comunicazione, delle organizzazioni di eventi locali e quant'altro, Jean dal mondo teatrale, e Alessandro anche nel mondo del teatro e comunque della scrittura. Ci siamo incontrati, come succede nelle migliori famiglie, nelle migliori occasioni, per caso, tra virgolette, un po' come succede, l'improvvisazione fa parte del nostro lavoro, e dall'unione di mondi diversi è nata poi una collaborazione che ci porta adesso a occuparci di eventi, manifestazioni, anche in ASOL appunto, e l'organizzazione di eventi in ville e le fiabe di cui poi parlerà più approfonditamente Jean. E il nostro progetto, un po' la nostra mission, come viene definita, è proprio quella di riqualificare quello che è un po' per noi un fulcro dell'Italia, che è lo spettacolo e tutto ciò che riguarda l'intrattenimento. Ecco. Benissimo. Chiederei adesso ad Alessandro di raccontarci perché siamo qui ad Asolo e come è nata e in cosa consiste la vostra collaborazione e il vostro lavoro qua. Diciamo che noi qualche mese fa abbiamo ricevuto da parte dell'Associazione Commercianti e dall'amministrazione comunale, ci hanno affidato la gestione del Teatro dei Rinnovati e ci hanno chiesto appunto di fare una rassegna per riqualificare questo teatro che ha un glorioso passato, ma insomma non versava in meravigliose condizioni. E così nell'arco di un mese abbiamo fatto 6 spettacoli, tutti diversi, trasversali, dalla danza al teatro di prosa, dal teatro per i bambini ai concerti, e appunto chiamando degli artisti già affermati, ma soprattutto degli artisti giovani, in modo anche di fare quello che vogliamo maggiormente, cioè quello di dare spazio ai giovani in un momento in cui purtroppo non lavorano molto, e invece insomma è il caso di puntare soprattutto su di loro. Grazie. Una delle loro prerogative, mi hanno raccontato, è il mondo delle favole. È un mondo che ingiustamente è ritenuto un mondo semplice e elementare, che invece è estremamente fecondo e denso di significati. Quindi chiederei a Jean di raccontarci un po' qual è il vostro rapporto con questo mondo, qual è il vostro lavoro con le fiabe e insomma di raccontarci questo. Beh, allora, diciamo che è partita 3 anni fa circa da me prima, e poi quando ho incontrato insomma questi fanciulli, e questo progetto che si ispira al Cirque du Soleil, che è l'espressione massima del circo contemporaneo, e però vuole essere il mondo delle fiabe, che secondo me insomma non riguarda solo i bambini ma anche gli adulti, e vuole andare a rivisitare insomma queste fiabe e puntare anche a storie nuove e non riprendere sempre le più famose, da Pinocchio a Alice nel Paese delle Meraviglie, e andare a riqualificare il territorio, soprattutto ville storiche e castelli. Collaboriamo con la Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede, con la quale adesso stiamo realizzando 2 libri illustrati che vogliamo abbinare allo spettacolo e a una mostra dedicata sempre alla fiaba. Quindi diciamo che vorremmo un po' alla volta portarlo in tutta Italia e anche all'estero, questo nuovo format. Sembra un'ottima cosa e vi auguro buona fortuna. Adesso, per chiudere, vorrei che voi definiste in una formula, in una estrema sintesi, quella che è la vostra filosofia, il motivo che vi ha fatto mettere insieme, con cui sperate di continuare e sul quale contate. Un po' tu l'avevi già detto prima perché hai concluso, però se lo ripetete magari vi passate il microfono. Per quanto mi riguarda, quello che appunto ho definito prima come mission è proprio quella di riqualificare il territorio e dare spazio ai giovani, come ha detto anche Alessandro prima, ma diciamo dare un imprinting anche per quelli che sono tutti gli artisti, di avere una vetrina o comunque un modo per potersi esibire, perché magari ci sono molti artisti in Italia che però non hanno le occasioni. Noi, visto che proveniamo da questo mondo, vogliamo dare anche ad altri la possibilità, crescendo anche noi con essi, di poter avere un palcoscenico, che solitamente è quello che manca magari a grandi geni o grandi artisti che spesso dalla nostra quotidianità vengono ignorati, ecco. Sì, io aggiungo che visto anche l'Italia al momento che sta attraversando, e che tanti giovani che comunque se ne vanno via,
cercare di tenerli qui e cioè questo è uno degli obiettivi, è quello che stiamo facendo con vari giovani che col desiderio di andare sono rimasti per cercare insieme, insomma, di costruire attraverso l'innovazione, non i soliti spettacoli o i soliti eventi, cioè ci vorrà del tempo, però è quello che vogliamo fare, insomma. Sì, io direi soltanto che appunto questo parte dall'Italia, e in questo caso anche da una bellissima regione come la nostra, ma vuole essere anche qualcosa di un ampio respiro europeo ed internazionale. Questo, diciamo, è l'obiettivo finale. Benissimo, non rimane che augurarvi ogni successo e già adesso comunque siete al lavoro, quindi non stiamo partendo, ma siamo già partiti e ben volentieri verremo a vedere e apprezzeremo le vostre attività. Bene, sono qui con Michele Marcon, designer, creatore di immagine, creatore della identità grafica e visiva di aziende di successo, al quale chiedo, in questa bellissima trattoria, di spiegarci e raccontarci la sua attività. Niente, la mia attività nasce esattamente 5 anni fa. Io ho praticamente intrapreso la libera professione diciamo metà del 2005-2006. Prima lavoravo presso uno studio di design a Castelfranco, lo studio Lino Codato Designer, uno studio molto molto, diciamo, professionale, perché eravamo in 15 persone. Poi per motivi vari, insomma, è stato sciolto lo studio e niente, ho intrapreso la professione privata. Attualmente ho lo studio qui ad Asolo, che è proprio ai piedi della collina, diciamo, dove svolgo l'attività assieme a altri 4 collaboratori. Niente, attualmente mi occupo di industrial design, quindi molto, diciamo, vicino più al mondo dell'arredamento, quindi dalla progettazione di cucine, camere, soggiorni e tutto quel che è il mondo dell'arredamento. E in più ho anche un reparto di interior design, dove prendo in mano praticamente le case dei vari privati, dei vari clienti, dal grezzo proprio, e le porta al suo compimento fino diciamo, all'ultimo oggetto che può essere anche il soprammobile, insomma, ecco. Questo è un po' il mio core business, diciamo. Al di là di questo abbiamo anche un settore dove praticamente seguiamo le aziende a livello di marketing e studiamo il loro, non solo, diciamo, il prodotto, ma studiamo anche tutto quello che riguarda gli stand all'interno di varie fiere, i loro clienti presso i loro showroom, quello che possono essere i servizi fotografici, praticamente il set coordinator, no? Okay? Per portare poi a termine il prodotto da te disegnato, quindi proprio una full immersion all'interno delle aziende, diciamo, ecco. Questo un po' a grandi linee è quello che è l'attività del mio studio, insomma, ecco. Ma i vostri clienti sono grandi aziende, medie aziende, anche privati? Allora, le mie aziende, diciamo, sono principalmente industrie medie, medio-alte, può essere l'industria dai 50 dipendenti per arrivare anche a industrie intorno ai 400-500 dipendenti. I privati principalmente sono privati del territorio, quindi trevigiani, vicentini, che sono comunque legati sempre un po' al mondo dell'arredamento e dell'industria, insomma, ecco. E lì questi privati di solito si fanno la loro casa personale in base poi allo stile che io magari gli ho dato nelle loro aziende, insomma, ecco, questo è un po' Ma da qui a 10 anni come ti vedi? Quali sono i tuoi obiettivi, diciamo, di speranza e quelli invece oggettivi? Ma diciamo che da qui a 10 anni a me piacerebbe fare come si può definire, un design democratico, cioè cosa voglio dire? Trattandosi di industria design mi piacerebbe fare un design per tutti, cioè riuscire a dare del buon gusto, almeno riuscirci, per permettere un po' così alle varie proprio classi sociali di avere comunque dei prodotti funzionali ma anche belli. Questo è un po' quello che mi piacerebbe riuscire a fare. Vabbè, insomma,
questo un po' riassume questa risposta, anche l'ultima domanda che ti volevo fare. Ah no, te ne faccio una prima. Tu ti occupi anche di cucine, di interni. Che cosa ti piace di più in cucina da mangiare? Che miseria, sono tante le cose che mi piacciono. Diciamo che se dovessi guardare più una cosa, diciamo, del posto, mi piace mangiare polenta e sciosi, come che si dice dalle nostre parti, no? Quindi lumache con la polenta. E se dovessi invece guardare un piatto un po' più sofisticato, può essere, mi piace molto anche la cucina ittica, che può essere la cucina proprio ciosotta, dove fanno le sarde in saor, per dire, no? Un altro emblema, però comunque sempre un piatto tradizionale. Quindi insomma le cucine che disegni tu devono essere anche usate per fare piatti tradizionali. Vabbè, su questo. Allora, suol dirsi che a tavola non si invecchia mai e quando si mangia si combatte con la morte. Io oggi sono stato in silenzio e con i piedi sotto il tavolo per un bel po'. È un merito che ti riconosco perché i tuoi piatti sono leggeri, anche se corposi, e questo mi ricorda la mia terra che è la Calabria, dove alla sostanza c'è l'abbondanza nel piatto, perché è una terra contadina. La domanda che ti faccio è: mi devi presentare una persona che è di fronte a te, che ho visto molto attenta in quello che mangiava e con un occhio particolare in quelli che erano anche gli equilibri del piatto. Ho colto male o mi puoi dire perché? Hai colto molto bene. Ti presento il dottor Piccioni, che fino a tempo fa lavorava per l'USL di Montebelluna ed è una grandissima persona, penso anche esperto nell'alimentazione. Allora, dottor Piccioni, approfitto della presentazione della Comune Amica per farle la prima domanda. L'Italia ha un grandissimo patrimonio enogastronomico, la dieta mediterranea è stato nominato patrimonio dell'UNESCO e dell'umanità, il paese che non usa la dieta mediterranea è l'Italia. Come mai secondo lei questo grande handicap? Dunque, diciamo che questa mancanza è dovuta al fatto che noi stiamo apprendendo la cucina estera, le invasioni americane soprattutto, e le dobbiamo combattere con lo slow food. I grassi. Esatto. Fast food, grassi, cibi altamente proteici. Esatto, e che sono dannosi, mentre la cucina mediterranea, l'olio, le verdure, il pane, quello vero, non con la farina bianca raffinata, per dirne un'altra, fanno molto bene. Infatti hanno visto che per combattere il colesterolo, per combattere altre malattie che sono della società moderna. Esatto, della società moderna hanno usato i rimedi della nonna, questi che noi stiamo mangiando. Poi oggi abbiamo mangiato molto bene. Benissimo, perché anch'io sono umbro e nella mia terra ci sono questi accostamenti, quindi mi sono riportato un pochino a quelli che sono i sapori. Ecco, quindi poca roba, genuina e fatta molto molto bene. Io ascoltavo con attenzione quando lei parlava, perché io sono figlio di medico e appartengo a una famiglia anche di medici, e nelle famose malattie alle quali lei faccia riferimento, soprattutto riferito all'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, c'è un'altra malattia che è la malattia del benessere che sta venendo fuori oggi, che però è la malattia del benessere, la dislipidemia, che molti invece non riescono a cogliere. Viene sottovalutata perché la dislipidemia è una malattia che ha alla base un'ingestione di grassi nel nostro sangue e soprattutto quei grassi saturi che fanno molto male. I grassi insaturi invece sono un pochino più meno dannosi. Io per conto mio l'olio di oliva e tutte queste cose è il principe della tavola. Adesso lei mi parlava di olio di oliva, lei viene dall'Umbria, quindi l'olio di oliva umbro, non faccio nomi se no sarebbe pubblicità, l'olio di oliva dei Colli Asolani. Però la cosa che mi ha colpito, te l'ho detto ieri, te lo ripeto oggi, è la capacità di fare un ragù a basso impatto di grassi. Adesso è chiaro che non mi dirai il trucco, no? Ma i clienti quando lo mangiano, cosa ti dicono? Sicuramente che è senza grassi,
È un ragù che mi dicono che è il classico ragù che faceva ancora la nonna. I battuti una volta. Ecco. I battuti della dieta mediterranea. Esattamente, è un ragù misto di carni, che ha 3 tipi di carni. Non adoperiamo sicuramente il burro nel nostro ragù. Mettiamo appena un tipo di grasso, ma trattato anche quello con delle spezie. Un grasso di origine suina. Esatto, un grasso, e lo trattiamo, poi lo mettiamo nelle stoffe per assorbire tutto l'acido del grasso e poi lo mettiamo una mezz'oretta nel ragù e poi si viene tolto. Questo è il nostro segreto. Lascia il ragù solo la parte che serve per Esattamente. dare sapore dalla parte grassa a quello che Esattamente. Adesso un'altra cosa che voglio dire a chi ci ascolta: oggi c'è questa grande moda di vedere questi piatti ben presentati, sono delle opere di architettura cromatica anche. La persona che di fronte a lei, alla mia sinistra, ha una grande capacità, no? Porta delle porzioni cosiddette generose e tutto quello che nel piatto è anche, può sembrare decorativo, è assolutamente commestibile, perché la prima regola del piatto è che tutto quello che è nel piatto deve essere commestibile. Sono pienamente d'accordo con quello che dice lei, poi soprattutto con quello che ci ha offerto oggi la signora, che ecco, faccio un passo indietro sul ragù, che è estremamente digeribile. assolutamente digeribile. E quindi è qualcosa di sfizioso che non ti pesa. Vuoi mettere quei sughi rossi che sono belli così, ma dopo un po' ti rimangono sullo stomaco, tanto per Allora facciamo così: ringrazio il dottore per questo primo scambio di opinioni enogastronomiche. La persona alla mia sinistra avremo modo di vederla anche nel proseguo del nostro percorso. Ci vediamo prossimamente. La prossima volta ti posso assicurare che entro in cucina con le telecamere, perché ci devo raccontare quello che ho mangiato, perché se no non mi credono. Grazie, alla prossima. Grazie.